Buongiorno e bentrovati in diretta al nostro consueto approfondimento dedicato ai temi della salute. Quest'oggi parliamo di disturbi di personalità, in particolare del disturbo narcisistico. Lo faremo in compagnia del mio ospite. Saluto e ringrazio il dottor Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta. Buongiorno e bentrovato. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie di averci raggiunto in studio per parlare di questo tema. Facciamo un passo indietro, parliamo prima di salute mentale, intesa come benessere emotivo e psicologico, perché insomma sempre più persone soffrono di disturbi di questo tipo. È davvero così, dottore? Ahimè, è davvero così, la salute mentale sta prendendo un ruolo un po' troppo importante all'interno dei disturbi dell'essere umano, tant'è che l'OMS già molti anni fa ci disse come entro i prossimi 10 anni probabilmente, ad esempio, la depressione potrebbe diventare il secondo disturbo a livello mondiale. Tra i colleghi qualcuno sostiene che entro qualche anno in più potrebbe anche diventare il primo, ma speriamo non sia così. Allora qua dobbiamo essere tutti molto bravi come società a cooperare per cercare di creare rete e far fronte, perché non è sufficiente riparare i danni, ma prevenirli è sempre un'ottima idea. Non solo depressione, parliamo anche di altre patologie che sono in largo aumento, ad esempio tutto lo spettro dei disturbi d'ansia, di attacchi di panico, disturbi nelle relazioni di tipo dipendente o altro, l'uso di sostanze, che come già diceva Freud nel 29 probabilmente sarebbe diventato un disturbo della civiltà moderna per sopperire ad altro, e poi tutto lo spettro dei disturbi, oltre a quelli cronici inabilitanti, di quei disturbi di mezzo, no? Che tecnicamente sono i disturbi di personalità e quindi che creano, oltre al malessere alla persona stessa, ma anche un grande disagio a livello sociale, perché creano poi molte situazioni complicate anche dal punto di vista legale, di ordine sociale, oltre che relazionale. Disturbi in aumento anche perché la società ovviamente sta cambiando, ma forse anche perché emergono di più rispetto a un tempo. Oggi si parla molto di più di salute mentale, è un tema un po' insomma sdoganato rispetto al passato. Sì, è vero, è molto sdoganato e io penso sia anche un bene, no? Perché non ha senso nascondere o essere intimoriti da questa sorta di etichetta, di stigma di cui si parlava tempo fa. Oggi se ne parla, non dobbiamo neanche diventare come quel fenomeno del Sud America degli anni 70-80 in cui ciascuno deve avere un analista, se no non è di moda. Qua parliamo di una reale necessità della società. Parlarne è utile perché crea anche qui rete, contatti, possibilità di cura e trattamento di situazioni che già hanno una certa difficoltà. Inoltre i numeri ci dicono che purtroppo, essendo un aumento, dobbiamo far fronte in qualche modo e quindi è inevitabile che emerga un po' questa punta dell'iceberg. Disturbi in aumento con anche costi di gestione e di trattamento di queste patologie in aumento, insomma anche questo merita una riflessione sicuramente per il futuro più prossimo. Enormi costi se guardiamo quell'aspetto lì, che insomma non spetta neanche necessariamente a noi tecnici, però sembrerebbe che dagli anni 50 sia quintuplicata la spesa rispetto a questi disturbi, però probabilmente in alcuni stati anche molto di più. La società moderna in qualche modo vuol dire che sta anche generando delle situazioni di disagio, no? Effettivamente è difficile per alcune persone poter vivere, o per tutti noi è sempre più complessa la vita, di questo dobbiamo tenerne conto. Dei dati a nostra disposizione ci dicono anche come abbia dei costi anche proprio alle imprese, alle istituzioni, perché purtroppo, ad esempio, se guardiamo i soli disturbi d'ansia o dell'umore, generano poi molte assenze lavorative e quindi anche costi per tutte le casse a livello mondiale, i datori di lavoro, quindi insomma è una problematica importante. Certo, perché deteriorano notevolmente insomma, la qualità della vita quotidiana insomma, di chi ne è purtroppo affetto, no? Certo, un disagio e una sofferenza che si protrae poi nel tempo se non curata.
Certo. Disturbi dunque della personalità, dottor Canil, cosa sono? Ci fa qualche esempio, ci fa capire, ci fa una fotografia insomma, del tema di oggi, di che cosa stiamo parlando? Possiamo dividere essenzialmente in 3 livelli, diciamo, i disturbi psicopatologici. Abbiamo una prima fascia che sono i disturbi nevrotici, quindi su una personalità essenzialmente, chiamiamola per comodità, sana, possiamo sviluppare dei disturbi, no? Quindi, che ne so, può essere il disturbo d'ansia, può essere magari il dispiacere per un lutto, può essere un disturbo di insonnia per uno stress, e questa è la prima fascia. C'è una seconda fascia che sono i borderline, quindi dei disturbi che non sono propri dell'ultima fascia, che è quella psicotica, tendenzialmente cronica, inabilitata a tanti aspetti della vita, ma che comunque ad oggi con molte cure moderne, non solo di tipo farmacologico, è proprio riabilitativo, possiamo mettere queste persone in grado anche di lavorare, di avere una vita sufficientemente comoda, diciamo, percorribile. Ci sono questi disturbi della fascia di mezzo che vengono chiamati appunto borderline di personalità. Sono disturbi che si manifestano essenzialmente nell'area relazionale della persona, quindi amicizie molto discontinue, un senso del sé tendenzialmente instabile, una scarsa autostima. Spesso la scarsa autostima viene coperta da un comportamento più arrogante, più dominante o addirittura di tipo narcisistico, quindi pieni di sé, e dietro in realtà una grande fragilità. Questa fascia di mezzo non possiamo dire che è sulla fascia nevrotica, perché di fondo la nevrosi non produce dei comportamenti così tanto irregolari, ma non possiamo neanche dire che fa parte della fascia psicotica, perché di fondo sono persone che lavorano, vivono, possono avere famiglia, relazioni e tutto quanto. Vivono insomma in maniera più o meno normale. La interrompo perché abbiamo una prima telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Sì, buongiorno dottore, buongiorno a voi. Buongiorno signora, prego. Sono Maria di Treviso, posso parlare col medico? Prego Maria, prego. Sì. Senta dottore, io ho lavorato nel campo, diciamo, mentale, così insomma, ho fatto l'infermiera, però io mi ricordo, no, a parte che una volta insomma, erano etichettati, poi quando si faceva le riunioni in famiglia si scopriva che il vero ammalato non era quello che manifestava la malattia, ma era un membro della famiglia, magari il più debole manifestava la malattia. Beh, però adesso mi sembra che vengono molto emulati, si dice, no, questi avvenimenti, e secondo me dovrebbero anche evitarli, perché poi i giovani si identificano in quello che è il stereotipo del più bravo, del più superiore, eccetera. Non so se rendo l'idea. Bisognerebbe creare meno, come si può dire, pubblicità, ecco. Cioè più sui rapporti tra giovani positivi che non quelli negativi, non so, stanno sempre là a etichettare questo e l'altro e quest'altro, e poi... Chiaro Maria, interessante anche il suo punto di vista. Sì, grazie, buongiorno. Grazie per la sua telefonata. Che cosa possiamo, insomma, una riflessione anche questa, insomma, che è interessante, no, molto da fare. interessante. Ringrazio la signora Maria che dice questa cosa. Sì, è vero. È vero che se da un lato è importante che facciamo rete, bisogna stare molto attenti a non rendere tutto questo una forma pubblicitaria e che può spingere all'emulazione alcune persone. Il modo in cui si comunica, no? È sicuramente importante. E anche magari attraverso, che ne so, dei personaggi in vista, che non venga quasi mitizzato la sofferenza psicopatologica. Ricordiamo il romanzo I dolori del giovane Werther. Quando uscì il romanzo ci fu un picco di suicidi di giovani in tutta Europa, mi pare che originariamente è stato pubblicato in Polonia. Man mano che veniva tradotto si è visto questo effetto appunto di suicidi. Ecco, quello è un esempio, ma al giorno d'oggi è molto più difficile raccogliere questo tipo eventuale di emulazione, però può essere che ci sia. Dobbiamo stare attenti a comunicare veramente bene questa cosa. Chiaro. E l'informazione insomma deve essere sicuramente mirata. Tornando a parlare di disturbi di personalità, quanto sono diffusi, quali possono essere le cause, quanta genetica c'è anche nel riconoscere insomma, da dove partono, da dove iniziano questi disturbi, dottore? Allora, magari partiamo dall'ultimo dato o penultimo.
Diffusi sembra che siano in aumento, i dati purtroppo non sono così stabili perché è un po' difficile valutare, comunque c'è un da a. Questo aumento un pochino ci preoccupa perché sono veramente difficili da trattare questi disturbi. Abbiamo detto che ci sono delle parti molto instabili della personalità, è difficile creare un po' l'aderenza al trattamento, quindi sono persone irregolari anche nella relazione terapeutica, ad esempio. Esistono anche dei trattamenti farmacologici, ma che non sempre prendono. Ricordiamo che all'interno di disturbi di personalità comunque c'è sempre un'alta tendenza alla dipendenza e nella dipendenza si instaurano ovviamente le sostanze di abuso che possono essere di tipo alcolico oppure sostanze di sintesi piuttosto che stupefacenti, piuttosto che altri tipi di dipendenze, gioco d'azzardo, shopping compulsivo, relazioni dipendenti. Tutto questo produce dei comportamenti estremamente a volte bizzarri, poi dipende dalla tipologia di disturbo di personalità o comunque anche molto violenti e drammatici. Gran parte spesso della cronaca che noi leggiamo è prodotta da persone che hanno questo tipo di sofferenza. È quasi impossibile che un nevrotico faccia un crimine o commetta qualcosa di impulsivo. Allora, partendo da questo, dobbiamo dire che c'è una base sicuramente di trasmissione transgenerazionale, quindi cosa vuol dire? Che da una generazione all'altra si comunica involontariamente uno stile educativo. Questo stile educativo produce tendenzialmente e produrrà nelle prossime generazioni quel disturbo. Una base genetica sì, è in studio, ma i dati sono ancora deboli, non siamo così capaci di dire sì, effettivamente c'è anche quello. Fatto sta che noi possiamo anche vedere però che un tipo di educazione, cioè di maleducazione, mala educazione, che possiamo trasmettere da una persona che geneticamente non ha avuto, diciamo, questo tipo di patologia verso una prole nuova, può produrre comunque il disturbo di personalità. Tendenzialmente sono persone che hanno avuto importanti traumi, discontinuità, maltrattamenti nei primi 3 anni di vita oppure situazioni di magari genitori con altre patologie che possono aver creato dei vuoti a livello affettivo che poi la persona colmerà appunto col disturbo borderline, che non è altro che una risposta, come diceva Freud, una sublimazione dei vuoti che ha vissuto. Tra i disturbi di personalità, e veniamo al tema di quest'oggi, c'è il disturbo narcisistico della personalità. Che cos'è? Ci aiuta a fare un po' un identikit, potremmo chiamarlo così, di questo disturbo. Partiamo un po' dal mito di Narciso, nel quale poi in realtà ci sono diverse versioni, ma tutte concordano su una. Narciso amava far innamorare le altre persone di lui stesso, ma non dava nulla in cambio e intratteneva più e più relazioni solo per il soddisfacimento dei propri bisogni, quindi senza la capacità di riconoscere l'altro, quindi anche con una negazione dell'io dell'altra persona, una situazione molto frustrante, no? Tant'è che poi o per punizione divina o per sciagura, nello specchiarsi nell'acqua pensando a quanto era bello, annega dentro la sua stessa immagine. Questa è un po' anche una metafora che ci hanno voluto suggerire, no? Cioè la solitudine del narcisista. Il narcisista è una persona che di fondo anch'essa ha avuto importanti sofferenze o traumi, attenzione, non stiamo dicendo che sono dei mostri, ma sono persone che poi quel trauma potrebbero trasformarlo in qualcosa di attivo e scaricarlo sulla persona con cui hanno a che fare. Quindi, per dare dei tratti comuni, un senso grandioso del sé. Tendenzialmente sono i migliori su tutto, li conosciamo attraverso il fatto che non è mai colpa loro, non c'è mai una missione di uno sbaglio, di un errore, di un chiedere scusa e quindi tendenzialmente loro sono perfetti. Non c'è mai un'imperfezione a livello relazionale, quindi è sempre colpa dell'altro e del partner. Qua apriamo una parentesi e diciamo come alcune persone, solo alcune, sono compatibili nella relazione col narcisista, cioè persone che tendenzialmente ritengono di portare sempre la colpa verso di sé, non è mai colpa degli altri, spirito di crocerossino, crocerossina, tendenza ad accettare situazioni
magari penose per noi stessi, ma le accettiamo in virtù del fatto che altrimenti il narcisista ci minaccia di interrompere la relazione, quindi la minaccia di abbandono e il senso di solitudine. Questi sono degli elementi che il narcisista intravede nella persona o nella vittima designata e solo con quelle persone lì può intrattenere una relazione per lui significativa, ma sarà una relazione che, se riempie il narcisista da un punto di vista affettivo, svuota l'altra persona col rischio di mandarla in uno stato depressivo. E su questo poi ci torniamo, perché insomma ci sono anche gli effetti, le conseguenze da dover considerare. Abbiamo un'altra telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Pronto? Pronto, buongiorno, con chi parliamo? Giulia. Buongiorno Giulia, prego, Buongiorno. ci dica pure. Buongiorno, io ho 90 anni. Intanto complimenti per la trasmissione che me la vedo tutti i giorni. Grazie signora, prego. No, io volevo dire, io ho 90 anni, mi dimentico i nomi, non mi ricordo più le date. Poi quando vado, sì, lo so che viene da ridere, ma insomma per me è una... volevo chiedere al professore se c'è qualche piccola cosa che posso prendere per ricordarmi di più queste cose, perché mi prendono in giro quando mi chiedono un nome che non mi viene in mente, si mettono a ridere perché mi ci vuole un pezzettino. Capito signora, grazie, complimenti per la sua età, insomma qualche problemino di memoria alla sua età è anche normale, però è importante anche stimolarla. Avevamo parlato in qualche trasmissione passata anche sì, di questo, no? Purtroppo non esistono al momento dei farmaci in grado di stimolare la memoria, perché è talmente un meccanismo complesso che insomma non è possibile fare questo, però vivere una vita più stimolante con relazioni e mantenendosi attivi dal punto di vista anche relazionale sembra una delle migliori cose, quindi invitiamo la signora. Anche la memoria va allenata, insomma. Va allenata. Allora, tornando al nostro disturbo narcisistico di personalità, allora sicuramente credere in se stessi, avere autostima aiuta molto nella vita, di per sé sono anche delle caratteristiche positive, no? Però quando il narcisismo è sano e quando il narcisismo diventa invece patologico, diventa negativo per la nostra vita e per le nostre relazioni, dottore? Bene, questo è importante perché in effetti una buona autostima non la possiamo chiamare narcisismo. Ricordiamo anche proprio come Freud l'ha costruita questa idea, no? Cioè lui dice il narcisismo di fondo è il formarsi di una personalità intorno a un meccanismo di difesa, quindi è l'impossibilità di ammettere un nostro fallimento, sbaglio, errore, incapacità. Quindi di fondo noi possiamo avere un'ottima stima di sé, di noi stessi. Se davanti a un errore o a una nostra incapacità non riusciamo ad ammettere e troviamo sempre delle scappatoie, allora possiamo avere legittimamente un dubbio di avere dei tratti narcisistici. Poi la diagnosi magari la facciamo fare allo specialista, però lì possiamo avere un dubbio. Ma lì dove in fondo riusciamo a chiedere scusa, a dire caspita questa volta ho sbagliato, oppure quella volta lì potevo fare meglio, oppure mi dispiace che ti ho fatto star male, no? Anche il riconoscimento delle implicazioni negative che possiamo avere sugli altri, quindi scusami, non volevo dirti questa cosa, mi accorgo che ti ho ferito. Ecco, tutte queste attenzioni il narcisista non è capace di averle. E ora che abbiamo tracciato insomma, queste caratteristiche, l'impressione è che in particolare la società di oggi sia quanto mai costellata di questo tipo di personalità. È solo un'impressione, dottore, o in realtà è davvero così? Oggi siamo un po' tutti narcisisti, nel senso proprio insomma, quasi benevolo del termine, senza entrare insomma, nella patologia vera e propria. Certo, io sono d'accordo, la società tendenzialmente e noi stessi vogliamo essere un po' tutti unici e speciali e forse anche un po' meglio degli altri, no? Come se l'essere tra mille virgolette normali o quasi anonimi sia un demerito, sia una forma di bassa autostima che non riusciamo più ad accettare. Prima citavamo Freud quando scrive appunto sul divenire della società, parliamo del 1929, quindi siamo un secolo fa. Lui tracciava proprio queste linee qua, diceva attenzione perché stiamo diventando tutti narcisisti, nessuno accetta
anche la mediocrità, no? Anche il dire ma sì, questa cosa sono come gli altri, né più né meno, diventerà un problema che, lui diceva, probabilmente in futuro sopperiranno o con altri comportamenti in cui bisogna dimostrare chissà che cosa, chissà chi, oppure con l'utilizzo di stupefacenti. Caspita, io dico, non è un veggente, però ci ha raccontato molto su quello che sta diventando oggi. Su questo dobbiamo fare una riflessione importante, perché se non riusciamo più ad incassare delle frustrazioni e in modo illusorio pensiamo di scavalcarle, ma il problema rimane lì, questo è un problema non del singolo, ma della società e della collettività. E questo è particolarmente pericoloso se stiamo parlando di bambini, di adolescenti, no? La capacità di anche sopportare le frustrazioni, il fallimento, anche questo è un tema di cui abbiamo spesso parlato durante i nostri approfondimenti. Qua dobbiamo ribadire per dovere come alcune linee di pensiero che al giorno d'oggi sembrerebbero voler impedire ai bambini di avere frustrazioni non sono fondate assolutamente su nulla di scientifico né nulla di efficace, cioè i bambini devono avere la giusta misura di frustrazioni, perché quella creerà tra i loro desideri e quello che si può effettivamente fare la loro capacità di sublimazione, cioè di trovare delle alternative. Questi saranno bambini, cioè quelli che hanno assaggiato un po' la frustrazione in casa, quindi con i loro allenatori, che sono i genitori, riusciranno poi a trovare scappatoie, altri modi, far fronte agli eventi, il primo fidanzato o fidanzata che li lascia, il primo brutto voto che può succedere, i primi ostacoli della vita. Al contrario, sul polo completamente opposto, ricordiamo come tanti dei delitti, delle attività criminali sono proprio compiute da persone con tratti o disturbi narcisistici importanti, perché al di là dell'aspetto antisociale di questi crimini, il narcisista tendenzialmente, quello patologico e che agisce la violenza, è anche quello che poi effettivamente la fa ripercuotere all'interno delle proprie relazioni piuttosto che in ambiti sociali i più disparati. Se il narcisista è un genitore, che effetti sull'educazione, insomma, su che effetti potremo tracciare, insomma, sui più piccoli? Questo è molto interessante. Abbiamo un paio di possibilità. Allora, se il genitore è narcisista, i figli possono avere delle caratteristiche che possono essere anche genetiche, quindi in parte innate, perché li vediamo già nell'atteggiamento nei primi anni di vita. I figli possono essere o accomodanti per timore di perdere l'affetto del genitore, quindi svilupperanno un tipo di personalità tendenzialmente molto propensa ad andare incontro ai bisogni degli altri, perché si sta modellando su quella relazione che è sicuramente la più forte, più intensa, più visibile tra i due genitori. E quindi in un modello un po' di accomodamento tra i due. Per questo bambino o bambina poi nella vita svilupperà una tendenza probabile ad accostarsi ad altre persone con caratteristiche un po' narcisistiche o forti, piuttosto che instradarsi su relazioni d'aiuto, su professioni sanitarie. Dall'altro, un po' più raro, può essere che una persona vada molto in contrasto col genitore narcisista, magari riesce a instaurare una buona relazione invece con l'altro genitore, che per una legge dei grandi numeri sarà accomodante come carattere perché è l'unico compatibile col narcisista, e allora potrebbe avere una sorta di conflitto con il narcisista, ma dominanza sull'altro genitore che ha caratteristiche più recessive, e sviluppare un disturbo di personalità anch'esso o anch'essa. Siamo forse portati a pensare che questo possa essere un disturbo tipico del sesso femminile, perché si pensa, no, appunto all'essere narcise in qualche modo, ma non è così, mi corregga se sbaglio, intanto c'è un temporale molto forte fuori, non so se si è sentito un tuono, ma insomma noi proseguiamo. Sì, no, questo non è corretto, perché in effetti i disturbi di personalità hanno una diffusione sia sul versante maschile sia sul versante femminile, con delle differenze. Tendenzialmente gli aspetti narcisistici sembra dal punto di vista statistico che siano un po' più frequenti nei maschi.
È pur vero che li riscontriamo anche in una certa percentuale sul femminile. È anche vero che nell'ambito dei disturbi di personalità ne ritroviamo alcuni che sono più tipicamente diffusi dal punto di vista del genere femminile. Però insomma questo è semplicemente una fotografia di quello che stiamo vivendo oggi, bisognerà vedere un po' gli sviluppi futuri, potremo insomma raggiungere una parità o un quadro anche completamente diverso. Chiaro. Allora noi ci fermiamo per una brevissima pausa di pubblicità, davvero un minuto appena. Al ritorno insomma parleremo di narcisismo nelle relazioni di coppia ma anche sul luogo di lavoro. Un minuto di pubblicità tra poco. Rieccoci nuovamente in studio, ancora in diretta, il nostro approfondimento dedicato ai temi della salute. Parliamo quest'oggi di disturbi della personalità, in particolare di narcisismo. Lo stiamo facendo insieme al dottor Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta. Ci siamo lasciati insomma annunciando questo disturbo, il disturbo narcisistico all'interno delle relazioni di coppia. Che dinamiche si vengono a creare, quali conseguenze? Anche da questo punto di vista insomma facciamo un po' una fotografia, dottore. Allora, c'è quello che i giovani chiamano con un termine che mi fa molta simpatia, che è il love bombing, no? Quindi sostanzialmente il o la narcisista partono con un sovrainvestimento enorme di come dire, completamento dell'autostima dell'altro, quindi complimenti, gratificazioni, centrando anche esattamente i bisogni degli altri, perché il narcisista di fondo è una persona molto abile da un punto di vista mentale in genere, ha sensibilità, ha passato delle sofferenze comunque importanti più nell'ordine del vuoto che del trovare alternative, perché in genere sono persone poco accompagnate o troppo tenute, qua è un discorso che casomai approfondiamo dopo, e quindi questa sensibilità la mettono a disposizione proprio del fatto di dover conquistare l'altra persona. Quindi normalmente le tempistiche poi non cambiano di tanto rispetto a quelle che sto per dirvi. Normalmente il primo mese o due c'è un'enorme attività di gratificazione dell'altro esattamente sui bisogni. La persona dall'altra parte ha un profilo che in genere è predeterminato, nel senso che sono due ingranaggi che devono combaciare alla perfezione. Quindi se di qua abbiamo il narcisista, di qua abbiamo una persona con bassa autostima, paura di abbandono, tendenza ad essere molto accomodante sui bisogni degli altri, spesso anche con delle parti di bellezza estetica, di capacità in qualche ambito, perché in fondo il narcisista non vorrebbe prendere l'ultima pecora del gregge, ma la migliore. Ecco, e quindi dall'altra parte, mi scusi se la interrompo, la persona si sente particolarmente gratificata, no? Da queste attenzioni quasi morbose anche, no? Morbose, un investimento, un'alluvione, un flooding direbbero gli inglesi. Questa alluvione colpisce. A quel punto il narcisista cambia assolutamente rotta quando vede che l'altra persona è stata conquistata a dovere, e qua in genere ci sono un paio di mesi, non di più. A quel punto comincia un po' a fare quel gesto che vedo fare i pescatori, cioè danno un colpo all'amo, in modo che l'amo abbia presa. Cosa succede? Cominciano a demolire quello che hanno costruito, sapendo benissimo che l'altra persona è già in una relazione di dipendenza. Questa è una manipolazione però, dottore? Questa è manipolazione, bravissima. Questa è una manipolazione ed è la forma più alta, potremmo dire, perché è quella proprio che va direttamente sul comportamento e sull'emotività e i sentimenti dell'altro, che è un po' diversa da quella che dal secondo mese in poi succederà, che è la manipolazione verbale, cioè facendo leva sul senso di colpa dell'altro per fargli fare delle cose che interessa solo al narcisista. A questo punto il narcisista o comincia a dire o si sottrae a livello di presenza, o comincia a dire beh, ma forse non sei la persona che io pensavo, beh, ma mi pare che sotto sotto non mi ami come ti amo io, quasi quasi ti lascio. Quella paura di abbandono salderà in modo definitivo l'altra persona, che rimane imbrigliata in una dipendenza emotiva.
Per quanto possa essere bravo il narcisista a manipolare, questo idillio d'amore credo non possa durare, no, a lungo, anche dall'altra parte. Allora, dall'altra parte non dura, però è come se la persona ricercasse poi anche per anni o tutta la vita, non è detto, quella prima sensazione. Quindi di ricreare una sorta di schema, no? Quella sensazione provata il primo mese e 2, la persona cercherà di fare di tutto, mettendosi anche veramente in ginocchio da un punto di vista psicologico, a livello di sottomissione, per riprovare quella sensazione che gli è stata fatta assaggiare solamente. E da lì un po' al terreno libero il narcisista, quindi nell'idea di sfruttare le caratteristiche della persona per aver lui una gratificazione e non dare nulla in ritorno. Poi attenzione che il narcisista difficilmente si accontenta di una relazione, ma tende poi a tenere un po' un harem, perché quello che peggio sopporta il narcisista è proprio l'abbandono. Perché se da un punto di vista verbale in qualche modo sono abili conversatori e possono girare i contenuti a loro favore, da un punto di vista del comportamento l'abbandono sembra l'unica lingua che riescano a percepire in modo chiaro e che gli ferisce. Questo accade anche nel mito, no? In cui sembrerebbe che Narciso, attraversando il mercato del paese, a un certo punto vede che tutti gli danno contro, che si arrabbiano con lui perché si sono parlati, e dopo muore annegato nella sua immagine. Quindi anche nel mito ci stanno dicendo come in fondo il fatto di essere respinti quando li si vede nel loro comportamento sia un linguaggio che possono recepire. Poi magari reagiscono male comunque, piuttosto che fare quel ragionamento patologico criminale, qua però parliamo di una piccola parte, che arriva a dire se non mia o mio di nessun'altra. Ecco, questo è un tema interessante perché si può parlare di dipendenza affettiva, di dipendenza emotiva, ne abbiamo sentito parlare molte volte, anche legando questo termine a degli insomma, fatti di cronaca anche piuttosto efferati. È corretto parlarne in questo ambito? È corretto perché effettivamente è questo, cioè si crea effettivamente una dipendenza affettiva. Poi sembra apparentemente che il narcisista non dipenda, ma il narcisista a modo suo dipende affettivamente, solo che non è essenzialmente il dipendente, ma è il codipendente. Come dire, non è il passeggero, ma è l'autista, e quindi la sensazione di avere il volante in mano fa sì che difficilmente loro riconoscano di essere dei dipendenti. Chiaro che nella relazione di forte dipendenza il narcisista non ritiene di esserlo perché lui governa l'altra persona, proprio attraverso la manipolazione, il senso di colpa, la minaccia di abbandono. A volte succede, è raro ma succede, che nel momento in cui la persona dipendente si dovesse accorgere e interrompe la relazione con il narcisista, può essere che il narcisista sviluppi una depressione più esplicita di quella che già non vive intimamente. Non parliamo più di relazioni di coppia, ma insomma i narcisisti sono un po' ovunque, potremmo dire, quindi nel luogo del lavoro. Quando magari ci capita di avere dei colleghi che hanno queste caratteristiche, come ci dobbiamo comportare, che meccanismi, che dinamiche si vengono a creare? Questa è una buona domanda. Nel luogo di lavoro abbiamo a che fare ovviamente e dobbiamo convogliare le energie con i nostri colleghi su un obiettivo finale. Lì bisogna un po' tentare di essere un po' espliciti sui comportamenti degli altri, quindi avere un po' il coraggio di dire: guarda, dobbiamo arrivare a quel tale obiettivo, però tu non comportarti così, non dirmi così, perché il nostro obiettivo non è andare in scontro io e te, ma è arrivare a quello. Piuttosto che smorzare i tentativi di manipolazione. Quando un narcisista dice se non fai quello non sei una bella persona come credevo, ci sta manipolando, no? Perché fa leva sul nostro senso di colpa. Allora lì dobbiamo essere bravi a correggere quella forma e dire: no, non dirmelo così, casomai mi dici per favore puoi fare quella tal cosa per me? Ecco, quindi scalzare un pochino i loro meccanismi. Chiaramente è difficile non avere attriti con personalità di questo tipo e quindi anche mettersi, come terzo punto, mettersi l'anima in pace sul fatto che qualche attrito ci sarà,
ma non è necessariamente una vera colpa di aver generato un attrito nostro o sua, è che l'accostamento di quella personalità con un'altra lo genera in modo invalicabile, sarà così. Non so se sbaglio, ma mi viene da pensare che siano persone che si sentono grandiose, che hanno brama di potere, di controllo, che hanno una forte autostima, insomma tutte le caratteristiche che abbiamo elencato, ma che in realtà siano molto fragili e vulnerabili, no? Questo è un po' il pensiero che mi viene da tracciare. Fragili, vulnerabili e molto sole, perché in effetti, se voi ci pensate, è molto difficile che possano conservare una relazione affettiva a lungo termine. Sostanzialmente è quasi impossibile, se non con persone assolutamente votate alla sottomissione e recessività. Spesso troviamo queste personalità narcisistiche anche in ruoli molto importanti nella società, perché di fondo il narcisista è una persona che può mettere tutta l'energia che ha a disposizione giorno e notte per arrivare a degli obiettivi grandi, perché in fondo il narcisista deve avere sempre il controllo per stare bene. Se non ha lui il controllo, o lei il controllo di una situazione, sta male. Quindi è capace o sono capaci di investire qualsiasi risorsa che normalmente una persona mediamente, diciamo così, sana non metterebbe, non sacrificherebbe tutto della propria vita per un solo obiettivo. Ecco, riallacciandoci anche al discorso precedente, citiamo questo, fiore di studi anche anglosassoni ci dicono che l'unica soluzione col narcisista è il no contact e quindi sostanzialmente non avere contatti, cercare di starne più distanti possibili e cercare di limitare in modo più possibile gli aspetti di relazione. E questo è molto complesso, no? Perché dicevamo si viene a creare una sorta di dipendenza emotiva, quindi insomma l'istinto è quello di andare a cercare poi queste persone. Certo, allora dal punto di vista relazionale a volte succede che arrivano le persone negli studi dei terapeuti e non solo, lamentando queste relazioni, fanno un percorso, comprendono e poi magari riescono a superare questa dipendenza emotiva. Se è più facile relativamente da un punto di vista della relazione sentimentale e personale, lo è molto più difficile quando il narcisista è un nostro collega di lavoro o superiore o quel che sia, perché lì no contact non vale molto. Non è possibile. Possiamo certo. ridurre al minimo, cercare di, come dicevo prima, esplicare i meccanismi, smontarli un pochino e sopportare la situazione. Ma mi chiedo, il narcisista sa di esserlo? Cioè arriva un momento in cui riesce a provare empatia e capire di aver causato anche insomma, una fragilità, un malessere nell'altra persona? Cioè arriva un momento in cui il narcisista si guarda dentro e si rende conto di quello che ha fatto? Molto molto raro. Se il narcisista si guarda dentro, sicuramente il commento sarà quanto sono bello e perfetto. Fa fatica a riflettere su quanto può aver ferito gli altri. A volte lo fanno anche, per quanto sia raro che arrivino magari in un percorso di analisi personale o di terapia. Spesso però ne sono consapevoli dei loro tratti narcisistici, perché il fatto di interrompere continuamente relazioni, di non sopportare situazioni sociali se non essendo il re o la regina del contesto, gli fa sicuramente pensare. Poi al giorno d'oggi è sufficiente aprire una qualsiasi rivista, in qualche modo una persona si rivede in alcuni tratti piuttosto che andare a fare una ricerca in internet. Molto più spesso però negli studi dei terapisti arrivano le vittime dei narcisisti con una domanda molto particolare. Dottore, ma io sono per caso un narcisista? Perché? Perché il narcisista, tra le varie armi che spesso utilizza per mettere in discussione e per disgregare l'io e le certezze dell'altro, utilizza anche il fatto di dire: guarda, se hai dei tratti narcisistici è impossibile stare con te. E quindi le persone che li subiscono e che li hanno subiti tendono ad arrivare con questa domanda pensando di essere loro stessi dei mostri. Va in terapia il narcisista? Il narcisista a volte arriva in terapia trascinato con la forza o per timore che si interrompa una relazione. Se sopravvive alcune sedute, nella maggior parte dei casi è già tanto.
Alcuni, rari, decidono invece di fare un percorso, ma vuol dire che lì c'è una base, come dire, una piattaforma sufficientemente buona per cui può accedere anche a un percorso di trattamento e magari con buoni risultati. Però per ora vediamo che è la minor parte. Qual è il ruolo della psicoterapia, dottore? Cioè, che percorso si fa con una persona che arriva e voi specialisti, insomma, arrivate a questa diagnosi? Allora, intanto bisogna come dire, creare una base con la persona che ha questo disturbo in cui ella stessa possa comprendere che i traumi che ha subito non sono stati a impatto zero, ma hanno generato uno stile di personalità particolare e quindi tutto un meccanismo di difesa. Già solo questo, come dire, questo punto qui va sviluppato e ci vogliono dei mesi a volte, no? Perché è in difficoltà la persona a riconoscere effettivamente le sofferenze. Bisogna fare una buona analisi di tutto quello che è il retroterra familiare, delle esperienze traumatiche, trattare i traumi se presenti. Al giorno d'oggi abbiamo le MDR che ci ha trasmesso Shapiro ed è uno dei metodi assolutamente di eccellenza. Fatto questo si vanno a sistemare poi anche gli aspetti di relazione e via via tutti i cerchi concentrici della parte più esterna della loro vita. Però si parte sempre dal nucleo, quindi la famiglia, le esperienze traumatiche e il loro ruolo. Ecco, questo disturbo, dottore, può associarsi ad altri disturbi? Penso alla depressione, perché ne abbiamo parlato in precedenza, o anche all'utilizzo di sostanze? Più spesso l'utilizzo di sostanze o di comportamenti particolari, perché il narcisista in fondo deve sopperire ad una parte dei propri bisogni, e sono tanti nel narcisista, sono di più di una persona, come dicevamo prima, magari con una struttura nevrotica. Perché il narcisista di fondo ha avuto un sacco di mancanze, in queste mancanze le deve sopperire. Questi malesseri spesso lo portano a delle dipendenze da sostanze d'abuso, da alcol o da altro. Questi comportamenti sono molto rilevanti nella loro vita. Istruzioni per l'uso, invece, con qualche consiglio che possiamo dare per chi ha subito l'abuso, potremmo dire così, di un narcisista, una manipolazione di un narcisista, e che chiaramente ha una ferita emotiva non indifferente con la quale deve fare i conti. Allora, è importante qui intanto che la persona possa comprendere se la ferita è stata generata da un narcisista. E questo è già una prima disamina importante, perché altrimenti potrebbe effettivamente aver creato qualcosa alla persona. Quindi è importante capire con chi ha avuto a che fare. Secondo punto, sono tutte persone che, come abbiamo detto, hanno un profilo di personalità in cui tendenzialmente sono portate a sentirsi in colpa. Nulla di meglio per un narcisista trovare una persona che si prende le colpe al posto suo, e questa persona diventerà la vittima designata, in cui tutti i mali del mondo ricadono su di essa o su di esso. Quindi è importante anche dar chiarezza, o che la persona possa chiedersi e avere il dubbio di non essere necessariamente così potente e capace di generare tutto questo malessere, ma che abbia il dubbio di dire: ma non è che io in realtà non ho proprio tutte queste colpe che mi vengono attribuite ogni giorno, ogni minuto, perché qua la quantità fa la differenza. E un altro aspetto possiamo dire che è quello del ruolo, quindi che la persona possa riflettere anche con degli amici che magari dall'esterno dicono: ma guarda che secondo me tu sei stato troppo sottomesso, sottomessa, e hai preso degli accordi troppo sfavorevoli per te, ti sei accontentato delle briciole di questa persona. Ecco, già questi tre indizi normalmente sono buoni indizi e che possono far maturare alla persona anche un atteggiamento un po' più difensivo, no? Questo avviene raramente, però può essere già una cosa autonoma che noi possiamo mettere in pratica per dire: ah, allora forse non ho proprio generato io tutta questa catastrofe, ma si è generata per un disturbo che non sapevamo esserci dentro la coppia.
Anche perché molto spesso le persone che ci stanno attorno, penso a un familiare, un amico, insomma una persona cara, ha un occhio un po' più critico, no? Ci permette anche un po' di forse mostrarci quella che è la realtà dei fatti, che chiaramente quando siamo manipolati da un narcisista è molto difficile da capire, no? Molto difficile, ma spesso quando siamo manipolati tendiamo anche a rifiutare quella che è la critica esterna, no? Quante famiglie dicono, ma adesso la facciamo al maschile, ma quello lì lo devi lasciare, non vedi che ti tratta male, ti ha anche dato uno schiaffo quella volta, non ha rispetto di te, ti usa solo per la sua intimità, piuttosto che forse a un'altra. Lì spesso le vittime dei narcisisti negano la realtà, no, ma non è così, in fondo mi dà delle attenzioni. E le attenzioni sono lusinghiere, perché la vittima del narcisista cerca quella forma primordiale dei primi mesi di sovrastima del suo io, e quindi sta cercando quella sensazione di gratificazione che col narcisista però non arriverà mai più. Ne vede molte di vittime di narcisisti in studio da lei, dottore? Devo dire che soprattutto nel periodo pre-Covid in poi, effettivamente in studio si vedono molte situazioni di questo tipo. Io credo sia soprattutto dovuto al fatto che ad oggi il conoscersi dal vero è una forma un po' rara di relazione, ma attraverso ad esempio le chat, che sono frequentatissime per cercare non solo relazioni sentimentali ma anche compagnie, amicizie, sono estremamente frequenti, e quindi quelle situazioni lì che poi magari evolvono in un incontro, in una relazione effettiva, sono un po' più difficili, no? Perché non abbiamo in effetti lo storico della persona, noi chattiamo, di là c'è un nome, poi un giorno ci sarà un incontro, ma del passato di quella persona non sappiamo nulla. Insomma, anche questo meriterebbe, io credo, una riflessione che magari faremo in seguito, no? Perché anche sul modo in cui oggi si conoscono nuove persone, non più faccia a faccia, ma sempre più spesso, no? Attraverso i social network, attraverso lo smartphone, è sicuramente un dato di fatto, no? Sì, sì, è una nuova forma, è una forma che a mio avviso manca di tanti pezzi fondamentali della relazione, però sembra invogliare molte persone. Siamo anche una società, diciamolo, molto diffidente nei confronti di nuove conoscenze dal vero. La cronaca ovviamente non può che preoccuparci, e quindi il tutto ha creato una bolla molto grande su queste conoscenze via chat. Siamo davvero quasi alla fine. Come ultima cosa le chiedo, tornando al tema della salute mentale, appunto sempre intesa come benessere emotivo e psicofisico, quali strategie potremmo mettere in atto? Quale dovrebbe essere la prevenzione, no? Per prenderci cura del nostro stato anche emotivo, che è sicuramente una parte importante? Se vogliamo davvero fare una prevenzione di primissima qualità, la prevenzione migliore è quella che facciamo noi come genitori, come educatori, come figure che creano lo sviluppo psico-emotivo dei nostri bambini. I nostri bambini quindi devono avere una situazione il più possibile armoniosa e di equilibrio a livello di persone caregiver, quindi persone che educano, che possono essere i genitori, ma possiamo parlare anche di insegnanti, di qualsiasi figura che interviene. Quindi il maggiore equilibrio da parte nostra, esporli nella giusta misura a gratificazioni, a frustrazioni, devono creare in loro delle possibilità di sviluppare un intelletto che li porti fuori dai guai. Al giorno d'oggi questo è troppo basso, non lo dico io che sono un puntino nel mondo, ma lo diciamo in tanti colleghi. Questa troppa bassa tendenza a far scontrare i bambini con la realtà, con la difficoltà, dico una sciocchezza, le costruzioni non riescono, proviamo a dirgli una volta in più, dai prova, fai una cosa diversa se no, piuttosto che a livello relazionale, quel bambino mi ha detto così, ma dai prova a riparlarci domani, cioè mettiamoli in grado di essere loro abili, non sostituiamoci o non pensiamo di non dovergli dare nessuna frustrazione. La campana di vetro purtroppo fa sviluppare
o bambini, adolescenti e quindi adulti eccessivamente evitanti, oppure dei narcisisti, no? Perché non sviluppando a sufficienza una possibilità per soddisfare i propri bisogni, sviluppano un sistema di quel tipo per sopperire. Quindi da una parte, insomma, cambiare un po' lo stile educativo, dall'altra, tornando al tema della salute mentale, considerarla davvero come una priorità importante per la nostra vita. Grazie, siamo in chiusura al dottor Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta. Chiaro come sempre, dottore. Grazie a voi di averci seguito da casa. Francesca Pezzo e Mattia Pizzaia in regia. Vi lascio al film e vi auguro un buon proseguimento di giornata in nostra compagnia.